L'ablazione con elettroporazione della fibrillazione atriale è una metodica che si sta diffondendo sempre di più. Ma quali sono i risultati di questa metodica nei pazienti più anziani? Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e in questo video vi esporrò i risultati di uno studio tutto italiano che si chiama Registro Atena, a cui hanno partecipato 15 centri ad alto volume per ablazione con elettroporazione per la fibrillazione atriale, tra cui anche il Maria Cecilia Hospital di Cotignola. Ho messo tra virgolette il termine anziani in quanto il concetto di anziano in medicina sta diventando sempre più obsoleto, infatti consideriamo sempre di più l'età biologica anziché quella anagrafica. Il problema è che l'età biologica è più difficile da valutare, quindi serve un cut-off semplice per distinguere due gruppi che oserei dire tra quelli che potrebbero essere più fragili, e stiamo definendo queste persone al di sopra dei 75 anni, da quelle che dovrebbero essere meno fragili. Nel registro Atena sono stati arruolati più di 1200 pazienti consecutivi che sono stati sottoposti ad ablazione di fibrillazione atriale con elettroporazione. Questi pazienti soffrivano di fibrillazione atriale parossistica, quella più breve, oppure persistente, quella più lunga. Di tutti i pazienti arruolati, circa il 10% aveva più di 75 anni e questo rappresenta uno dei campioni più grandi tra tutti gli studi pubblicati finora riguardo l'elettroporazione per la fibrillazione atriale. Infatti questi pazienti sono normalmente esclusi dai più grandi studi, soprattutto quelli randomizzati controllati. I risultati di questo studio sono stati molto importanti, infatti hanno confermato prima di tutto che l'ablazione con elettroporazione per la fibrillazione atriale sia un trattamento sia sicuro che efficace sia nella fibrillazione atriale parossistica che in quella persistente. Inoltre ha dimostrato che l'efficacia vale anche per i pazienti al di sopra dei 75 anni, ma soprattutto la sicurezza è la stessa rispetto ai pazienti al di sotto dei 75 anni, nonostante mediamente nei pazienti al di sopra dei 75 anni ci siano più comorbidità rispetto ai pazienti con un'età inferiore. I risultati di questo registro sicuramente aprono la strada alla valutazione dell'ablazione della fibrillazione atriale anche nei pazienti che hanno un'età più avanzata, ovviamente tenendo sempre in considerazione tutte le altre comorbidità. Se vi è piaciuto ascoltare i risultati di questo studio, che è un orgoglio tutto italiano, vi invito a condividere questo video con chi volete e a seguirmi sui miei canali social Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.